Il professor Guido Zucconi, che è stato l'ideatore della struttura del corso, sul mio suggerimento, ma l'idea poi l'ha sviluppata lui, che inizia il suo percorso. Abbiamo avuto Paolo Piacentino, Gianmario Guidarelli, ci sembra che stiamo dando un servizio nuovo, e questo è anche il messaggio del Presidente Scarante, a cui porto il saluto, di portare anche nell'Ateneo, all'interno della sua storia, delle sue tradizioni, delle cose nuove come questa. Grazie. Allora, buonasera. Sì, devo dire c'è stato un grande concorso di pubblico, a riprova che l'architettura, se spiegata in modo semplice e intelligente, può oltrepassare quel muro di incomprensione che spesso la caratterizza, un po' perché tendiamo a parlare in architettese, come si dice, cioè in modo criptico e incomprensibile, un po' per la difficoltà di affrontare gli argomenti in un modo, come dire, siamo sempre stretti tra la necessità di descrivere un edificio e dall'altra parte di avere una visione d'insieme. Spesso si tira la coperta da una parte, ma la si tira troppo o si parla troppo del singolo edificio e troppo poco del contesto o viceversa. Qui abbiamo cercheremo di tenere insieme le due cose, e l'argomento che oggi affrontiamo, il teatro d'opera, è un argomento che ci accompagnerà, diciamo, nel percorso che dall'età moderna ci porterà fino all'età contemporanea. Io in realtà avrei dovuto prendere il testimone e parlare immediatamente dell'età contemporanea, ma questo mi richiedeva una lunga premessa, perché parliamo di vere e proprie cesure, come vedremo, tra 7 e 800. Di tutti gli edifici, di tutti i tipi di cui parleremo, il teatro forse è quello che mostra meno cesure, è una storia di tipo continuo che necessita di avere una lunga premessa. Dobbiamo partire da lontano, dobbiamo partire dalla fine del Cinquecento, e vedrete che il teatro ci accompagnerà attraverso il Seicento, il Settecento fino all'età contemporanea. Anzi, si colorerà di elementi che ci diranno molto sul passaggio epocale tra quello che gli storici chiamano l'antico regime, l'ancien régime, e l'età contemporanea. Se parliamo di teatro dell'opera, io parlerò di teatro dell'opera, ci sono molti tipi di teatro dell'opera che, come vedremo in conclusione, alla fine di tutto tenderà ad elidere le differenze tra i generi per approdare ad una sorta di modello polifunzionale, la multisala, che è una multisala non nel senso di un cinema con tante sale, ma una sala che ha più usi, può avere più usi. Ma anche all'inizio l'uso era multiplo, e all'inizio, cioè alla fine del Cinquecento, ci troviamo di fronte a due modelli contrapposti. Quella che possiamo chiamare la corte di palazzo, come vedete da questa immagine di Palazzo Pitti, siamo alla fine del Cinquecento, addirittura una naumachia collocata nel cortile una battaglia tra navi, collocata nel cortile con gli spettatori che si affacciano dalle balaustre, dalle finestre. Ecco, questo, se volete, è in nuce ciò che darà poi origine al teatro all'italiana, cioè il teatro con i palchi disposti su più ordine e una sorta di scena sullo sfondo che poi prenderà sempre più forma e sempre più carattere. Ma negli stessi anni, siamo alla fine del Cinquecento, Palladio, nei suoi 4 libri dell'architettura, teorizza un altro tipo di teatro, il teatro all'antica. E qui ci ricolleghiamo a quanto aveva detto molto bene Paola Placentino parlando del teatro, cioè una cavea digradante, in questo caso coronata, vedete, da un attico porticato, il quale a sua volta ha in cima una serie di acroteri. Gli acroteri sono le statue collocate sul coronamento. Questo modello sembra essere il modello vincente, almeno nei teatri di corte, perché all'inizio sono soprattutto le corti a costruire teatri d'opera, quando l'opera comincia ad essere codificata. Qua mi scuso con gli autorevoli colleghi musicologi se dirò delle castronerie, ma tenderò ad affrontare l'argomento molto alla larga. Grosso modo diciamo che all'inizio del Seicento che l'opera italiana viene ad essere codificata.
viene ad essere codificata in forme abbastanza simili a quelle che noi oggi conosciamo. È Monteverdi da una parte, per altri Rinucci, ma comunque siamo sempre all'inizio del Seicento, cioè uno spettacolo dove musica, canto e in parte anche recitativo si compenetrano. Diciamo che prima di allora i generi erano molto più mescolati, commedie dove si suonava, c'era il balletto, c'erano tanti elementi che concorrevano a fare spettacolo. Questa è una specie di ridisegno del modello palladiano che compare sui 4 libri dell'architettura. Ve lo mostro perché è più chiaro dei disegni di Palladio, e la prima importante realizzazione basata su questo principio è il Teatro Olimpico di Vicenza, che tutti voi conoscete. Siamo verso il 1785, vedete il Teatro alla Greca, vedete il porticato, le statue e vedete la scena fissa, una scena che tende a riprodurre il carattere di una città, una scena urbana, ma non una scena urbana qualsiasi, sono sorte di città ideali, c'è una stretta connessione tra il modello di città ideale e quanto compare in questi progetti. Vicenza, come voi sapete, è una sorta di luogo sperimentale per il Rinascimento veneto, no? E Palladio ne è l'esponente di punta. Ecco, sempre ridisegnata da Bertotti Scamozzi, che fu questo che nel secondo Settecento ripubblicò i 4 libri di Palladio in modo più chiaro e soprattutto in modo che fosse direttamente utilizzabile, vediamo la pianta del Teatro Olimpico e vedete molto bene la cavea alla greca e vedete le scene fisse, addirittura ci sono 5-7 prospettive urbane per dare un'idea di profondità. Qui vediamo uno spaccato, vedete qua, forse non si capisce benissimo, ma capiamo però il rapporto tra la scena, l'orchestra, esattamente come nel teatro greco, la parte destinata agli spettatori e il fondo. Ma straordinario è anche il teatro, siamo sempre nei teatri di corte in questo caso, il teatro di Sabbioneta. Non so quanti di voi conoscono Sabbioneta. Sabbioneta è questa specie di piccola città principesca che Vespasiano Gonzaga volle realizzare vicino a Mantova in opposizione alla sua famiglia. È una piccolissima capitale che conserva tanti elementi, il palazzo e anche il teatro di corte. È, se volete, una rivisitazione del modello palladiano. Ancora più grandioso e esplicito, siamo all'inizio del Seicento in questo caso, è il Teatro Farnese di Parma, dentro il Palazzo della Pilotta. I Farnese si erano insediati a Parma non da moltissimo tempo, prima la capitale era Piacenza del Ducato, e come vedete qua la cavea lignea è sormontata addirittura da 2 ordini di portico. E ancora così è stato restaurato, purtroppo è inutilizzabile, non si può neanche salire e percorrere, si può soltanto osservarlo dalla posizione più o meno da cui è stata presa questa fotografia. Poi comincia la vicenda dei teatri di corte all'interno delle regge, l'Ermitage di San Pietroburgo, ma ci stiamo inoltrando nel Settecento. Vedete un riadattamento del teatro alla greca, del teatron che avevamo visto, o il teatro di Versailles, qui siamo tra fine Seicento e inizio del Settecento, dove già qua vediamo prendere forma un vero e proprio teatro all'italiana, anche se in misura modesta, in piccole dimensioni. Dobbiamo però allontanarci dal modello di teatro di corte per arrivare a Venezia. Venezia, come voi sapete, è un luogo importantissimo per il teatro. Addirittura nel secondo Cinquecento nascono i primi teatri impresariali, cioè non è il principe che fa costruire un teatro come in questi casi, né è un teatro per i nobili, ma sono teatri realizzati da imprenditori che vogliono guadagnarci. In molti casi sono di origine nobile, si chiamano Tron, Grimani, nomi che verranno poi dati ai teatri. Sono teatri che riprendono, come vedete molto bene da questa immagine, il teatro Grimani a San Giovanni Grisostomo riprende il modello di cortile di palazzo. Anzi, in molti casi, per quanto noi ne sappiamo, avevano una forma rettangolare e non ovata.
Ce ne sono addirittura già 2 alla fine del Cinquecento. Sono tutte e 2 a San Cassian, il Teatro Tron e il Teatro Michiel. Sono teatri che impresari realizzano non per realizzare l'opera, ma per varie finalità. La più importante forse era organizzare feste, tant'è che la platea non c'è, nel senso la platea è uno spazio vuoto che serve per le feste, che serve per spettacoli, in qualche caso serve per l'orchestra o in qualche caso anche per recite che prendono non soltanto la scena che sta in fondo, ma anche la parte che noi oggi chiamiamo platea. Anzi, in molti dei teatri veneziani la scena, il palcoscenico, viene montato di volta in volta, spesso non c'è. E naturalmente il palco è il luogo da dove non soltanto si assiste allo spettacolo, ma è una specie di luogo privato dove si mangia, dove si fanno moltissime cose. Ecco, Venezia aveva un patrimonio di teatri, si dice che nel Settecento fossero addirittura 20 i teatri che operavano a Venezia, quasi tutti hanno i nomi di santi o sante che si allacciano al nome della parrocchia. Il teatro di San Samuele è stato abbattuto nel 1872, più tardi poi il suo posto sarà occupato dalla scuola Dante Alighieri, ma prima si chiamava in un altro modo. Ecco, vedete, questa è una rara immagine prima che il teatro fosse demolito. Sono teatri dove si faceva di tutto, badate bene, parlare di teatri d'opera sarebbe un'esagerazione. Di questi teatri noi sappiamo qualcosa, anche perché qualche anno fa, nel 2012, ci fu una mostra all'Archivio di Stato che si chiamava I Serenissimi Teatri, realizzata dalla nostra socia Michela Dalborgo, e se andate in internet trovate, nel sito dell'Archivio di Stato trovate per intero il testo. Erano però solo documenti, era una mostra di documenti, e infatti noi soffriamo, parlando dei teatri veneziani, di una scarsezza di immagini, e le immagini, i disegni che abbiamo si riferiscono soprattutto al Settecento. Del Seicento sappiamo poco in termini di immagini. Ecco, abbiamo queste magnifiche immagini, il teatro di San Beneto, un altro teatro Grimani, in questo caso teatro Grimani perché era quasi annesso al Palazzo Grimani sul Canal Grande, e più o meno dove oggi c'è il Cinema Rossini, il teatro di San Beneto, un grande teatro. Ecco, vedete come da una parte si definisca il modello a palchetti, come si diceva a Venezia, ma dall'altra parte la platea è ben lungi dall'essere quello che noi consideriamo. Vedete che anche qui c'era una scena fissa, ma la scena poteva anche essere rimossa. Tra l'altro l'orchestra, uno dei problemi era collocare l'orchestra. Vedete, qui siamo sempre nel teatro Grimani, addirittura i musici sono messi sul lato lungo della platea contro il lato occupato dai palchi. È un dipinto di Bella. Bella ha molto ritratto la vita gaia, la vita libertina anche di Venezia. Guardate che Venezia nel Settecento, come molti di voi sanno, aveva una reputazione completamente diversa da quella che avrà nell'Ottocento. Quella immagine cupa, Venezia e la morte, Ruskin e le pietre di Venezia, è un'immagine che contrasta con invece l'idea di una città gaia, libertina, una città di feste, di teatri, qual era la Venezia del Settecento. Ma veniamo ad un passaggio fondamentale, il primo vero teatro d'opera, teatro all'italiana. Siamo a Napoli, è il Teatro San Carlo, siamo dentro il Palazzo Reale, è ancora un pezzo, diciamo, delle pertinenze, degli spazi che sono del principe, che sono del re. E la stessa cosa la vedremo col museo e con la biblioteca di Napoli. Stavano dentro il Palazzo Reale, fisicamente sono ancora dentro il Palazzo Reale perché le volle il principe, ma di fatto nell'uso sono diventati patrimonio collettivo. Secondo tradizione, il Teatro San Carlo, 1739, quando viene inaugurato, sarebbe il primo teatro d'opera all'italiana. Cosa significa l'italiana? Significa a forma di ferro di cavallo, qualcuno dice di lira. La forma di cavallo, come vedremo tra poco, serve, ecco vedete qui uno studio per il Teatro di Lugo, serviva a dare il massimo di visibilità, ma al tempo stesso di mantenere la privacy all'interno del singolo palco. Torniamo a Napoli, ecco vedete
il complesso del Palazzo Reale, occupava un intero grande isolato su più corti, all'interno c'era sia il teatro, sia la biblioteca, anzi la libreria del principe, sia la collezione dei quadri. Ma guardate, fate attenzione al nome di una delle corti, antico palco del Regio Palazzo, significa che lì, prima che fosse inaugurato quello che si chiamerà Teatro San Carlo, veniva montato un palco di legno e dalle finestre circostanti si osservava lo spettacolo. Non potrebbe esserci continuità più chiara tra il prima e il dopo. Questo l'abbiamo già visto. Ecco, parliamo dei Bibbiena, in particolare Antonio Galli Bibbiena, il quale i Bibbiena erano una dinastia di costruttori, si specializza nella prima metà del Settecento nella realizzazione di teatri. Ne realizza 2 soprattutto che raggiungono grande fama, il Teatro Scientifico di Mantova, che vedete qua, e il Teatro Pubblico, questo è ancora Mantova, e il Teatro Pubblico di Bologna, quello che oggi si chiama Teatro Comunale. I Bibbiena, come vedete, o meglio Antonio Galli Bibbiena, ancora si riallaccia a quell'idea di teatro all'antica, dove i palchi, il fronte dei palchi, l'immagine, si rifà a quello della città, ma non una città qualsiasi, una città rinascimentale, una città aulica, quasi un'utopia architettonica. E vedete il Teatro Scientifico di Mantova addirittura copre tutti e 4 i lati, anche la parte che occupa la scena è occupata da una continuità di palchi. Curiosamente il Teatro Scientifico di Mantova non nasce come teatro per lo spettacolo, da cui il nome, ma nasce come teatro dentro un'accademia, l'Accademia degli Intronati, che poi si chiamerà Accademia dei Timidi, oggi si chiama Accademia Virgiliana, con la quale siamo in rapporti e collaboriamo, organizziamo come Ateneo molte cose insieme. E in realtà questo fu concepito per dimostrazioni di tipo scientifico, conferenze e varie dimostrazioni. Poi sarà utilizzato anche per spettacoli lirici, ma in modo molto limitato. Questo teatro mostra gravi limitazioni a chi voglia svolgere un'opera teatrale. Vedete, anche di notevoli dimensioni. Ecco, diciamo che i teatri progettati da Bibbiena, come questo di Bologna, anche si riconoscono per appunto questo carattere di facciata che hanno gli ordini dei palchi, no? Sembra veramente l'imitazione di una cortina urbana. Addirittura c'è una balaustrina, vedete, con degli elementi che ci ricordano veramente una balaustra, porte che ricordano porte di palazzo e via dicendo. Insomma, una facciata di palazzo inserita dentro il teatro. Palazzo Pubblico di Bologna. Ecco, il nome è interessante perché in questo caso non è il principe. Bologna non era una capitale. Bologna era una città commerciale, una città ricca, ma non c'era un principe, non c'era una corte da ospitare. È un'iniziativa che guarda Venezia, forse il primo caso in cui il modello veneziano viene applicato alla realizzazione di un teatro d'opera. C'è un impresario, ma ovviamente l'impresario non ha abbastanza fondi, per cui una parte dei palchi viene prevenduta, si organizza una raccolta di fondi collettiva e alla fine si riesce a realizzare questo che sarà ed è tuttora uno dei più grandi teatri d'opera italiani. Siamo circa alla metà del 1700. Ecco, guardate, facciamo un ragionamento sul tempo lungo che intercorre tra il momento in cui l'opera come genere lirico-teatrale viene ad essere definito, inizio del 1600, e quando riesce a trovare un corrispettivo architettonico. Sono passati 130-140 anni dall'uno all'altro episodio. Ma sta per arrivare quello che per molto tempo sarà il teatro d'opera per eccezione, il Teatro alla Scala di Milano. Il Teatro alla Scala di Milano nasce sul sito di una chiesa che si chiamava Santa Maria alla Scala, da cui il nome del teatro, e nasce come intrapresa imprenditoriale. Neanche Milano era una capitale, ma Milano aveva una ricca borghesia emergente e un'aristocrazia che giocava a fare la borghesia, nel senso che c'era questo intreccio tra aristocrazia e borghesia a Milano
che tutti ben conoscono, meglio gli storici hanno ben analizzato. Per cui quando si decide di realizzare una società di palchettisti, cioè di creare una società che è costituita da coloro che preacquistano il palco, che diventano proprietari del palco. Alla Scala i palchi saranno tutti posseduti da una famiglia aristocratica o anche borghese. È una specie di via di mezzo tra il modello veneziano, io entro se pago il biglietto, e invece il modello del teatro di corte, dove i palchi erano assegnati ai membri della corte. Ma l'idea che una società di palchettisti bandisca un concorso, realizzi l'edificio e poi assegni i palchi è un'idea che si ripeterà, che troveremo ripetuta anche nel Teatro La Fenice. Teatro La Fenice, dal punto di vista della intrapresa, del modello di realizzazione, segue esattamente l'esempio della Scala. Credo che passino 10 anni, 12 anni tra l'inaugurazione della Scala e l'inaugurazione del Teatro La Fenice. Ecco, vedete, guardate la pianta, guardate la sezione, ma guardate anche una cosa, e qua cominciamo una riflessione che ci porta nell'età contemporanea e nell'Ottocento. I teatri avevano pochissimo spazio per il foyer, per quello che allora si chiamava il ridotto. C'era l'ingresso, guardate, questo è il piano terreno, quindi il corpo è avanzante, il corpo della Scala. C'erano i palchi, c'erano degli piccoli spazi di servizio e c'era la scena. Non c'è ancora il ridotto. Al teatro si andava e si veniva via. Non era ancora un luogo di incontri, un luogo dove si combineranno affari, si combineranno matrimoni, si conosceranno persone, come diventerà nel corso dell'Ottocento. Tant'è che la Scala, come molti altri teatri, aggiungerà nell'Ottocento una parte destinata ai due ridotti. Nella parte di sinistra, se guardiamo la pianta, viene costruito, addossato un nuovo edificio su 2 piani, al piano terreno il cosiddetto ridotto della platea e al piano di sopra il ridotto dei palchi. Questa immagine è del 1825, questo rilievo, quando oramai il concetto di platea si è affermato. Cioè la platea non è più il prolungamento del luogo dello spettacolo o una specie di luogo indeterminato che qualche volta può essere anche occupato dal pubblico. La platea è destinata al pubblico, soprattutto perché la Scala doveva fare i conti con i palchettisti. Credo che ancora oggi ci sono delle famiglie proprietarie del palco alla Scala, non sono sicuro, ma... E quindi chi pagava il biglietto finiva inevitabilmente in platea. Qui vediamo una sezione, vediamo la parte destinata al ridotto, che è ancora poca cosa, e vediamo anche che si è molto sviluppata la parte scenica. La parte scenica, la parte che sta dietro il sipario, diventerà sempre più grande e sempre più ingombrante. Questa sarà una delle caratteristiche dei teatri che vedremo in seguito. Non c'è ancora il loggione nasce nell'Ottocento, spesso sfondando una fila di palchi o addirittura 2 file di palchi superiori. E qua vediamo un'immagine del Teatro La Fenice presa dal palcoscenico. Il Teatro La Fenice non aveva il palco reale, Qui la vediamo dopo la trasformazione che Napoleone Bonaparte impone dopo la sua visita a Venezia nel 1807. Venezia, non dimentichiamoci, era una repubblica, non aveva una corte, non c'era una corte a Venezia, quindi non poteva che essere adottata la formula della Scala, cioè della società dei palchettisti che realizzava un teatro. Ma se volete, andando a ritroso, anche il teatro impresariale veneziano, il modello veneziano di teatro, il Teatro Tron, il Teatro Grimani, il Teatro di San Benedetto, nascevano in fondo da una condizione che era politicamente e socialmente diversa da quella delle altre città. Non c'era una corte, non c'era un principe, e c'era in fondo un confine molto labile, se volete, tra aristocrazia e borghesia. Tanto più che molti, anzi la più parte degli aristocratici veneziani erano di origine mercantile, e tanto più che proprio in quegli anni 6 e 700 la Repubblica di Venezia vendeva i titoli e molti erano neopatrizi, i vari Grassi, Rezzonico, che venivano dalla Lombardia, erano neopatrizi. Quindi il confine era molto più labile che non in altre città d'Italia, soprattutto le città sede di corte.
E qua sarebbe interessante parlare anche della Germania, perché anche in questo la Germania assomiglia molto all'Italia. Noi tendiamo sempre a pensare che i tedeschi siano molto diversi da noi, ma in realtà la Germania ha una storia che assomiglia alla nostra, una storia di piccoli principati, di piccoli stati, di principi che fanno erigere dei teatri di corte. Il nome teatro di corte, Hoftheater, in tedesco rimane fino ad oggi, come vedremo tra poco ci sono dei teatri che ancora si chiamano Hoftheater, anche se la corte e il principe non esistono più. Ecco, vedete il teatro di Trieste, che viene realizzato da Gian Antonio Selva, cioè lo stesso architetto che aveva vinto il concorso per il Teatro La Fenice, l'aveva realizzato, siamo nel 1807, in piena età napoleonica, nasce già con l'idea di un grande ridotto, di un grande foyer collocato a lato. Vedete, c'è il ferro di cavallo, c'è un ampio ingresso e vedete a lato quello spazio colonnato corrisponde al foyer o ridotto, come noi italiani dicevamo. Ma veniamo alla Francia di Napoleone III. Scusatemi, facciamo un grosso salto. Siamo arrivati al 1853, quando Napoleone III si dichiara imperatore. Sapete che era il presidente della Repubblica Francese. Quando capisce che gli stanno facendo le scarpe, con un colpo di mano scioglie il Parlamento e si autodichiara imperatore, ma con un'assoluta continuità. Napoleone III aveva un grande amore per le opere pubbliche, voleva fare di Parigi la più moderna, la più sensazionale capitale del mondo e pensa, non subito, ad una grande opera architettonica e pensa di realizzare il più grande teatro d'opera del mondo, quella che sarà l'Opéra, che non vedrà mai finita, perché sarà inaugurata nel 1875, quando, come voi sapete, Napoleone III viene cacciato nel 1870. Da un lato c'è sua moglie, la consorte Eugenia de Montijo, dall'altro lato c'è Haussmann, il fedele prefetto, il realizzatore delle sue volontà. E Napoleone III aveva anche una grande passione per le inaugurazioni, molte fasulle, ne ha fatte almeno 10 dell'Opéra, un po' come Berlusconi di qualche tempo fa che piaceva molto inaugurare le opere. Ecco, alcuni dicono, ho letto, ma perché Parigi non aveva un grande teatro dell'opera? No, non è vero, c'era un grande teatro, e c'è ancora, che è il teatro dello Châtelet. Scusate, ci vorrebbe l'accento circonflesso sulla prima A. Solo che non era il più grande del mondo, la scala era più grande, e in più, all'inizio, quasi all'inizio dei suoi 17 anni da imperatore, aveva subito un attentato, un grave attentato, ad opera di italiani tra l'altro. Francesco Crispi era stato l'ideatore per punirlo dell'aiuto che aveva dato al papato nella repressione della Repubblica Romana. Pare che Napoleone III fosse anche molto superstizioso e che non avesse voluto mettere più piede nel teatro dello Châtelet, che ancora esiste, come vedete dalla foto in basso, soprattutto per opere di prosa. E viene bandito un concorso nel 1863, un concorso a cui partecipano importanti personaggi come Viollet-le-Duc. Qui ci sarà qualche architetto che sa chi è Viollet-le-Duc, che conosciamo soprattutto come il restauratore delle chiese dell'Île-de-France, ma il concorso lo vince un outsider, un giovane, pensate, di poco più di 30 anni, pensate come erano diversi tempi, non solo in Italia, adesso è difficile che un concorso del genere sia vinto da un giovane architetto di 33 anni, vi posso garantire. Questo è non il progetto presentato per il concorso, ma diciamo è l'assetto finale. Quello che vedrà la luce sarà inaugurato soltanto nel 1875. È un cantiere che dura più di 10 anni. L'idea è di realizzare il più grande, il più bello, il più magnifico teatro d'opera del mondo. Naturalmente seguendo la linea, la scia del teatro all'italiana, non si deroga di 1 millimetro. E la cosa, come vedremo, è messa in discussione da altri nello stesso periodo. Vedete, notiamo alcune cose, vedete come emerge la parte dedicata alla scena, le macchine, come si chiamavano allora, quelle che stanno sul fondo, sempre più alte, sempre più ingombranti, e qua vedremo che architettonicamente ci sono strade diverse. Chi ne sottolinea, come in questo caso, l'aspetto emergente, addirittura ci mette delle statue per sottolinearlo, chi invece cerca di appianare il dislivello tra le due diverse altezze.
Ecco, Charles Garnier, questo giovane che vince il concorso e che dedicherà praticamente 15 anni della sua vita soltanto a questo progetto. Vediamo un rendering recente e vediamo la pianta. Facciamo un piccolo ragionamento sulla pianta, dove, come vedete, la parte destinata alla sala è molto piccola, è molto modesta. È una cosa risibile rispetto all'insieme. Tant'è vero che il teatro, pur essendo il più grande del mondo, mi pare che ospiti 2150 posti, la Scala ne aveva 1600, 1700, nonostante ospiti la sala più grande del mondo, la porzione destinata alla sala è poca cosa rispetto al resto. È poca cosa rispetto alla scena, vedete, e al foyer. L'Opéra di Parigi, quello che oggi si chiama Opéra Garnier, ha un foyer gigantesco, grande come la sala stessa. In più ci metterà una parte dedicata alla danza, quella parte di sinistra, il foyer de danse, è una specie di piccolo teatro destinato agli spettacoli di danza. Questa è una riproduzione di un magnifico plastico che voi trovate nel Musée d'Orsay. Se andate nel Musée d'Orsay, nel piano terreno in fondo alla sala, trovate questo plastico e vi colpisce, come vedete da questa immagine, la ridicola dimensione della sala teatrale, della sala per il pubblico rispetto a tutto il resto. Guardate la scena, la parte destinata alla scena è volutamente concepita con l'idea di poter realizzare più opere contemporaneamente. Contemporaneamente vuol dire non che la stessa sera si fanno due opere diverse, ma di poter intercalare da una sera all'altra diversi dispositivi scenici. È il primo teatro al mondo che ha questo sistema, che la Scala riuscirà a realizzare soltanto in anni recenti, quando con il grande progetto di Botta gli hanno messo mano. Ecco, ma guardate la parte di foyer, la parte qua di destra, intanto il gigantesco scalone di accesso, ma anche le sale. Tra l'altro la sala che adesso vedremo, questa più vicina alla facciata, che imita la famosa Sala degli Specchi di Versailles, per cui quindi un'architettura assolutamente ridondante, ricchissima. Qui dobbiamo dire qualche cosa più in generale. Uno storico francese che si chiama Marc Fumaroli, o Fumaroli, se vogliamo dirlo all'italiana, prendendo atto della crisi del sacro, cioè soprattutto la crisi della cattedrale come luogo di socializzazione, come luogo di incontro, di cui ci ha parlato Guidarelli, no? Ha detto la cattedrale, guardate bene, non è solo un luogo dove si va a pregare, non è solo un luogo di rituali, è anche un luogo di incontro, è il luogo di incontro della città. Marc Fumaroli dice il teatro e l'opera è la nuova cattedrale, ha sostituito la cattedrale come luogo di incontro soprattutto per la borghesia emergente. Più che il teatro è il foyer stesso, è quello il luogo d'incontro, il luogo che sembra sostituire il sagrato della Chiesa. E infatti ne sembra conscio sia Garnier che i suoi committenti. Questo è un teatro di iniziativa completamente pubblica. Siamo in una nuova dimensione che prende il nome di Staatsoper in Germania, teatro municipale o teatro comunale in italiano, opera di Stato, cioè vuol dire che il committente è pubblico, non è più il principe, non è più la società dei palchettisti, ma è un'impresa pubblica. E notiamo alcune cose nella sala, ad esempio l'enorme prevalenza che ha il loggione è una componente importante, la platea è addirittura digradante per poter permettere una migliore visione e i palchi non sono quasi più palchi, vedete, sono in realtà delle balconate con dei setti che non vanno a coprire l'intera porzione che sta tra un palco e l'altro, ma sono, come vogliamo definire, una specie di componenti allungate che solo in minima parte consentono quella privacy che, ad esempio, nelle feste veneziane era considerata fondamentale. Ecco un'immagine dell'opera, vedete, quando l'opera è popolata, quando c'è il pubblico, abbiamo proprio l'impressione che non siano più palchi separati, ma grandi balconate. E vedremo che questo sarà poi il destino futuro dei teatri d'opera.
ancora oggi, se vedremo qualche esempio più recente, vediamo che i palchi sono stati sostituiti da balconate di carattere continuo. Ecco un'immagine d'oggi, qua abbiamo già un po' di più la dimensione di un teatro molto grande che tiene più di 2000 spettatori, ma se ci riferiamo a tutto il contesto ci rendiamo conto di quanto grande fosse il tutto. Questo poi viene coronato da un magnifico soffitto, ma diciamo che in generale anche le opere, chiamiamole accessorie, decorazione, pittura, parti scolpite, sono realizzate con grandissima dovizia di mezzi, no? L'idea è di fare dell'Opéra il più grande, il più bel teatro del mondo. Questa è una divisione, l'ho messa perché era una divisione in zone, vedete, si vendeva tutto, anche i palchi erano numerati e si comprava il biglietto, non so se di volta in volta o per una stagione o una mezza stagione, comunque è uno spazio a disposizione di tutti. Il teatro aristocratico è finito, non c'è più una sorta di privilegio concesso alla corte, ai membri della corte o alle famiglie aristocratiche. Questi sono vari dettagli, vedete, tutto impreziosito da una capacità straordinaria di decorare e abbellire. Questo è invece la parte del plastico che si riferisce al foyer de danse. È la prima volta che un teatro dell'opera ha una specie di mini teatro dedicata alla sola danza, con tante stanze per le prove. Ecco, vedete un'immagine del foyer principale, questa è un'altra immagine del plastico, e questo è il famoso quadro di Degas, La leçon de danse, che riproduce una parte dell'opera, la parte retrostante. Ecco, guardate adesso nel foyer qual è il lusso che caratterizza il trattamento di queste parti, no? Questo è il foyer, la parte principale del foyer. Ecco, guardate la colori, vedete se non è ispirata alle grandi regge, a cominciare da Versailles. E questa è una sezione trasversale del foyer, guardate, quasi un teatro nel teatro. Questo è lo scalone, preso dal basso, a sinistra una foto d'epoca, quella di destra ed oggi, e ripresa dall'alto. Tra l'altro ha un'altezza vertiginosa lo spazio dello scalone. Guardate alcuni dettagli, anche qui estrema ricchezza. Garnier, che aveva dedicato metà della sua vita alla realizzazione del Teatro dell'Opera, raccoglierà poi una serie di magnifiche pubblicazioni, non solo piante, sezioni, ma anche dettagli come questi che voi vedete. Fanno parte del cosiddetto portfolio Garnier. Un'altra immagine, uno scalone d'accesso, scalone di tipo imperiale a 3 rampe, quindi c'è un tentativo quasi di dare alla borghesia emergente, tutti gli storici concordano nel dire che il secondo imperio è il momento in cui la borghesia francese emerge e diventa in qualche modo egemone, c'è un tentativo di dare a questa borghesia emergente modelli, elementi architettonici che rimandano ad un tempo passato, che rimandano alla fase precedente, alla fase aristocratica. Anniversario dell'Opéra Garnier, 1975, quando, come vedremo, si penserà di realizzare una seconda opera. Parigi ha 2 opera, l'Opéra Garnier, come viene chiamata questa, e l'Opéra Bastille, perché sta in piazza della Bastiglia. Queste sono foto di questo gigantesco cantiere dove saranno impiegati moltissimi italiani, sia in qualità di muratori che di decoratori. La strada che sta dietro, e quasi si lambisce, si chiama Boulevard des Italiens, ma gli italiani non so, quando andavamo d'accordo con i francesi, ma gli italiani non sono Dante, Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, sono i muratori e i decoratori che hanno costruito la Parigi del Secondo Impero, e in particolare l'Opéra. Sicuramente tra quei volti che vedete lì, alcuni o forse molti erano italiani. Ma l'Opéra, e qua veniamo ad un altro punto importante, del senso che il teatro d'opera assume nell'Ottocento, diventa un grande perno di riorganizzazione urbana. In fondo i teatri che abbiamo finora visto, la Scala, la Fenice, il San Carlo, erano delle sorte di pezzi incistati nella città, degli elementi che non generavano spazi urbani, non diventavano cattedrali, come direbbe Marc Fumaroli.
Invece l'Opéra diventa il perno di un'organizzazione urbana, vedete, è in tangenza con i Grand Boulevard, quelli che passano dietro, no, la cinta dei Grand Boulevard, e essa stessa poi genera una grande strada, l'Avenue de l'Opéra, che porta fin quasi alla Senna. Ecco, questo è stato ritratto dai fotografi, come vediamo qua, vedete l'Avenue de l'Opéra che viene realizzata insieme al teatro. L'ordonnance dell'Avenue de l'Opéra, voi sapete che Parigi non aveva un regolamento edilizio, aveva tanti regolamenti edilizi che si chiamavano ordonnance. L'ordonnance per l'Avenue de l'Opéra impedisce che si piantino alberi. Infatti è una delle pochissime grandi strade di Parigi, costruite da Haussmann e da Napoleone III, che non abbiano alberi. Perché? Perché l'utente doveva fruire della vista della facciata. La facciata dell'Opéra che vediamo in fondo andava colta anche da molto lontano. Ma Utrillo l'ha dipinto in questo famoso quadro che appunto si chiama Avenue de l'Opéra. Ma sempre nel ruolo, per sottolineare il ruolo di grande hub urbano, di grande perno dell'organizzazione urbana, va citato il secondo teatro che Garnier realizza, il teatro di Monte Carlo. Noi lo chiamiamo Casino, ma in realtà quando diciamo Casino diciamo qualcosa di improprio. A Monte Carlo c'è un teatro dell'Opéra che ha un foyer talmente grande, anzi una serie di foyer che contengono la sala da gioco, il ristorante, la sala per l'orchestra, ma in realtà il perno è il teatro dell'Opéra, progettato da Garnier negli anni 70, immediatamente dopo la conclusione dell'Opéra di Parigi. Ecco, vedete una pianta dell'Opéra di Monte Carlo, c'è l'opera, poi una serie di elementi che in molti casi vengono aggiunti, che contengono le funzioni, in particolare quella della sala da gioco, che oggi dà il nome a tutto, lo chiamiamo Casino di Monte Carlo, ma è un modo riduttivo di chiamare quest'opera. Vedete, a Grandissement du Casino di Monte Carlo, prima c'era vedete, il grande volume del teatro dell'Opéra con le due torri caratteristiche, a cui poi gli addossano nuove funzioni, nuovi volumi. Ecco, e per anche chi è stato a Monte Carlo, adesso è tutto incomprensibile, in mezzo a una selva di grattacieli, ma mentre Monaco era la vecchia città ligure addossata su una collina, Monte Carlo sulla collina che stava di fronte era la città moderna, la città per i turisti, per i forestieri. C'è una specie di acropoli che oggi non si coglie, che appunto ha la sua sommità di piccola acropoli a l'Opéra di Garnier, o meglio il Casino di Garnier, che poi digrada verso il mare con una serie di terrazze. Quindi un vero e proprio perno di riorganizzazione urbana, cosa che non accadeva fino alla metà dell'Ottocento. Anche il caso di Napoli. Il caso di Napoli è interessante. Noi abbiamo lasciato il Teatro Regio, Teatro San Carlo, scusate, quello che vedete lì, quella specie di proboscide, l'avevamo visto completamente incistato, chiuso dentro i volumi del Palazzo Reale, che occupava tutto quell'isolato. Bene, già nell'età napoleonica, con Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte, il teatro viene isolato, gli si dà una nuova facciata, vedete la facciata attuale del Teatro San Carlo, ma non solo, lo stesso architetto Nicolini, che viene incaricato di ridisegnare i nuovi fronti del Teatro San Carlo, ridisegna tutto il sistema, il Foro Regio, quella che oggi si chiama Piazza del Plebiscito, nell'idea che il Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, le statue equestri, la chiesa di San Francesco di Paola e i due palazzi pubblici laterali costituiscono una specie di nuovo foro della città. Non a caso il nome Foro Regio, e il teatro è parte importante. Poi, dopo l'annessione all'Italia, sarà costruita la Galleria Umberto I a sottolineare questo ruolo centrale del teatro. Ecco la piazza che oggi si chiama Plebiscito, ma che si chiamava Foro Regio. Lo stesso accade alla Scala. La Scala insisteva su una strada e non su una piazza come oggi, la contrada della Scala. Guardate a sinistra il quadro di Inganni, a destra una fotografia del tempo, vedete la Scala a destra e gli edifici che stavano di fronte. Negli anni a cavallo tra l'Unità d'Italia viene creata una piazza di fronte, la piazza della Scala, questa che vedete, no, questo è ancora il teatro,
che si affaccia sulla contrada, la contrada della Scala, e vedete il corpo che è stato aggiunto, questo qui a sinistra, per contenere i due ridotti, il ridotto dei palchi e il ridotto della platea. Ma dopo l'Unità d'Italia viene realizzata questa piazza che prima non c'era, con la statua di Leonardo da Vinci collocata al centro e come sfondo il teatro, la facciata del teatro. Quindi una condizione che era tipica dei duomi, delle cattedrali, dei grandi edifici religiosi che caratterizzavano il centro della città. Ma non solo, Milano realizza un vero e proprio sistema, qui ci sarebbe da parlare a lungo, ma vedete da una parte c'è la cattedrale, il Duomo di Milano, con una piazza completamente rinnovata, c'è la galleria che viene costruita per l'occasione, sono progettate insieme, che conduce in Piazza della Scala, vedete là in alto il Teatro La Scala, la piazza, la galleria e Piazza del Duomo. Quindi come a Napoli, anche qui il teatro diventa parte fondamentale del nuovo centro della città, che è centro rappresentativo ma anche funzionalmente, il luogo dove insistono le funzioni più significative. Poi in più se ci aggiungete il Cordusio, che è quella piazza in basso a sinistra, avete anche il prossimo centro degli affari, la sede di banche, assicurazioni, delle poste e della borsa. Ma andiamo in Germania, per una volta, ne abbiamo parlato troppo poco, e parliamo di una critica che viene mossa al modello di teatro all'italiana. Noi abbiamo finora parlato come se il modello di teatro all'italiana non fosse messo in discussione da nessuno, e invece non è vero. Proprio negli anni in cui sembra trionfare con la realizzazione dell'opera, in Germania, in particolare a Dresda, c'è chi lo mette pesantemente in discussione. La critica nasce dall'incontro tra un architetto, forse il più geniale, il più interessante architetto dell'Ottocento dal punto di vista teorico, che si chiama Gottfried Semper, non so se riuscite a leggere il nome Semper, scritto come sempre in latino, Semper, l'incontro con Richard Wagner. Sono tutti e due a Dresda, uno è Semper, l'architetto del principe, colui che deve realizzare tutto per il principe, compreso il nuovo teatro di corte, Hoftheater, Hof vuol dire corte in tedesco, mentre Wagner è il Meisterkapelle, cioè il direttore, il coordinatore dell'orchestra e di tutte le attività musicali che ruotano attorno al principe di Sassonia-Anhalt. Dresda è una piccola capitale, appunto come in Italia ci sono tante piccole capitali con un principe. Questo è il primo incarico, siamo negli anni 40 dell'Ottocento, viene richiesto a Semper di realizzare un teatro all'italiana. Su questo non ci piove. Lo stesso principe insiste perché sia un teatro all'italiana, ma la sua piccola forma di rivolta, diciamo, sta nel fatto che rifiuta la frontalità del teatro, a differenza della Scala della Fenice e poi del Teatro San Carlo rifatto, non c'è un fronte sulla città, ma c'è una specie di abside semicircolare che corrisponde più o meno alla forma della sala interna. Vedete la pianta è quella di un teatro all'italiana, un po' la platea è diversa, è un po' più mossa, diciamo, rispetto al teatro all'italiana, mette attorno al teatro un lungo foyer, vedete che corre in forma di semicerchio. Qui vediamo un'immagine dell'Altes Hoftheater, del vecchio teatro, perché poi brucerà. Uno dei problemi dei teatri è che bruciano molto spesso e che devono essere rifatti e creano confusioni interminabili. Se andate in internet, Google Image, e mettete Hoftheater di Dresda, vedete una specie di minestrone dove il vecchio e il nuovo teatro sono continuamente confusi. Ma ecco l'incontro tra Gottfried Semper e Richard Wagner, più o meno negli anni in cui si trovano tutti e due a Dresda. Semper è più vecchio, nel 1803, Wagner nel 1813, ma diventano molto amici e tutti e due partecipano vivacemente da protagonisti alla rivoluzione del 1848. Semper progetta le barricate, Wagner scrive un inno per i rivoltosi. Questa cosa, come voi potete capire, non piacque moltissimo al principe di Sassonia-Anhalt, che li cacciò, anzi credo che abbia bandito, abbia lanciato li volesse arrestare. Quindi cominciano
a girare per il mondo. Semper andrà prima a Parigi, poi a Londra, Wagner andrà in giro per la Germania, ma negli anni 60 si ritrovano a Monaco di Baviera. Semper è diventato docente presso il Politecnico di Zurigo, ma molti incarichi a Vienna e a Monaco. Richard Wagner è stato assunto, stipendiato dal re di Baviera, Ludwig di Wittelsbach, Ludwig II, quello ritratto nel famoso film di Luchino Visconti. È stipendiato per scrivere opere, sta scrivendo le grandi opere, la grande trilogia. E insieme pensano che il teatro all'italiana debba essere totalmente superato. Proprio le grandi opere corali che Wagner sta preparando richiedono un teatro molto diverso, un teatro che deve ritornare ai vecchi modelli di teatro all'antica, il teatro greco. Molto, molto chiaramente dicono che il nuovo teatro deve riprendere le caratteristiche del teatron greco, cioè deve essere una cavea con il palco di fronte, non deve esserci frattura tra il pubblico e il palco, non devono esserci palchi e palchetti, e la povera orchestra, i poveri orchestrali devono essere messi sotto il palcoscenico. Questa è la primitiva idea, e su questa base realizzano questo progetto, il Nibelungentheater, che avrebbe dovuto essere realizzato a Monaco sulle rive del fiume Aare, e che non fu realizzato perché poi cade la Germania viene unificata, e quindi i Wittelsbach non sono più sovrani di Baviera. Ma vedete come assomigli al teatro che abbiamo visto di Semper, anzi ancora di più assomiglia ai teatri che Semper realizzerà negli anni 70 a Vienna e a Dresda. Questa è la pianta, vedete, la pianta si caratterizza per la cavea che ha tutt'attorno un portico, esattamente come il teatro all'antica che aveva definito Palladio. Vedete due grandi foyer ingressi che sono messi come due specie di grandi orecchie lateralmente, e vedete la scena, non particolarmente sviluppata, molto meno di quanto abbiamo visto nell'opera parigina. Qui vediamo quello che accadrà subito dopo, e qui le due strade si dividono, la strada di Semper e quella di Wagner. Il Nibelungentheater non viene realizzato, ma negli anni 70 Wagner, favorito da una serie di investitori privati, di mecenati, decide di creare una specie di luogo consacrato alle opere wagneriane che è Bayreuth. A Bayreuth viene costruito qualcosa che assomiglia al teatro alla greca auspicato da Wagner e disegnato da Semper, ma senza l'ausilio di Semper. Semper viene emarginato, Semper addirittura farà causa a Wagner per questa sua esclusione. Semper morirà poco dopo, nel 1877, e prende forma questo teatro, lo vedete, abbastanza poco curato negli elementi architettonici. Vedete la cavea alla greca, vedete, spero di sì, nella sezione la povera orchestra che è messa un po' sotto il palcoscenico, un po' all'inizio del proscenio, e la gradinata. Non c'è che la gradinata, non c'è che la cavea. Ecco, la vediamo in pianta. Questa è un'immagine, vedete, in fondo, anche se in forma un po' diversa, si richiama a quei teatri all'antica che abbiamo visto all'inizio come espressione dei primi tentativi di dare una forma compiuta al teatro d'opera. Negli stessi anni 70 Semper ha occasione di realizzare due teatri, l'Hoftheater di Vienna lungo la Ringstrasse, lo realizza dal nulla. Vedete la forma generale simile a quella che abbiamo visto proposta come Nibelungentheater, c'è questa specie di abside, ci sono queste due grandi orecchie che fanno da accesso e da foyer al teatro, ma all'interno i committenti vogliono che sia un teatro all'italiana, non ci piove. È costretto a riproporre il vecchio teatro a forma di lira o di ferro di cavallo, come preferite. Pur nella complessità, anche questo è un teatro con una macchina scenica molto sviluppata, un foyer molto ampio. Vedete, questo è uno dei due
segmenti, dei due ambienti che servono da ingresso. Qui vediamo un'immagine di Semper ormai in tarda età, e poi contemporaneamente gli viene richiesto di ricostruire il teatro di Dresda, Hoftheater, Neues, quell'altro Altes, vecchio, in fondo in modo non dissimile dal Nibelungentheater e dal teatro di Vienna, ma solo formalmente, perché poi all'interno si richiede, vedete l'interno, di realizzare un teatro a palchi in forma di teatro all'italiana. Sì, la platea in qualche modo qua un po' più ricorda il teatro alla greca. Queste sono immagini del foyer e dell'ingresso. Ma interessante è la vicenda di due architetti viennesi, Elmer e Fellner, questi due signori che vedete, i quali si specializzano, dopo il 1850-60, nella costruzione di teatri. In tutto l'impero asburgico costruiscono una cosa come 120 teatri, non c'è città asburgica che non abbia un teatro di Elmer e Fellner, persino in Germania. In basso è un'immagine dell'imperatore di Germania che volle affidargli il compito di realizzare il Volkstheater, il teatro popolare di Berlino. Elmer e Fellner hanno realizzato teatri ovunque, io ne ho scelto uno a caso che è il teatro di Fiume, oggi Rieca, perché l'ho un po' studiato, è un teatro di discrete dimensioni dove ritroviamo tutti gli elementi canonici. Il teatro all'italiana non viene messo in discussione, il foyer è abbastanza sviluppato, il fronte è inevitabilmente questo con colonnate e un timpano che lo sovrasta, la pianta è quella che vedete qua, questa è il fronte laterale, vedete qui c'è un tentativo di armonizzare il più alto livello della parte scenica con la copertura della sala. Ma voglio mostrarvi questa immagine, questa pianta di Fiume nel 1915, più o meno alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, perché guardate, in nero è il teatro, vedete lì, ed è quasi l'equivalente della cattedrale, cioè il vecchio centro ha la cattedrale come perno, come centro. Il nuovo centro, che è stato ricavato dal mare e che lavora soprattutto a contatto col porto, con le attività manifatturiere, ha come centro il teatro di Elmer e Fellner. Ma in quegli anni nell'impero asburgico sopravviene un altro genere, l'operetta. Operetta che avrà un successo clamoroso, badate bene, che riempiva i teatri e che rappresenta qualcosa di leggermente diverso introduce qualcosa di leggermente diverso rispetto al tradizionale teatro d'opera. L'operetta ha più recitativo, l'operetta è, se volete, l'antecedente dei musical, è un alternarsi di recitativo e di musica. I teatri per l'operetta si caratterizzano perché sono quasi tutti in stile, come si chiamava, francese allora, una specie di stile secondo impero, perché deve evocare l'idea della frivolità, l'idea di qualcosa di più leggero, di meno pesante, del teatro wagneriano allora in voga o del teatro dell'opera in generale. E spesso nei paesi tedeschi c'è un Kleines Theater, cioè l'opera, Hoftheater è quello grande, poi c'è il Kleines Theater che è dedicato all'operetta. Siamo sempre nel campo dei diminutivi, già il nome operetta è il diminutivo di opera, però è tutto come in un teatro d'opera, come vedete qua in questi due esempi. Graz, tutte e due, no, è lo stesso esempio di Graz. Vedete come però il teatro all'italiana si stia sfaldando, il modello di palco sia continuamente interrotto da un loggione sempre più grande e da una sorta di balconata che sembra aver preso il posto del palco reale. Ma soprattutto, oltre Budapest e Vienna, che hanno dei teatri appositamente costruiti per l'operetta, soprattutto nei centri termali e di villeggiatura si costruiscono dei teatri per l'operetta, come Merano. A Merano c'è questo teatro che viene costruito a cavallo tra fine 800 e 1900. All'inizio l'aspetto è molto diverso, sempre alla francese, come si diceva allora, alla fine 1907-1908 avrà un carattere più legato alla secessione viennese, ma questo è un dettaglio. Vedete l'interno, ecco all'interno i palchi sono spariti, abbiamo grandi balconate, una grande platea, anche se però la forma, quella forma a lira e a ferro di cavallo, è sempre quella del teatro all'italiana. Il soffitto, come vedete, ha sempre un ruolo decisivo.
Ma Berlino è una città dove il problema del teatro dell'opera non è mai stato risolto, cioè continua a ragionare attorno a quale deve essere. Questo a un certo momento, siamo nel 1890, è il teatro Unter den Linden, che poi diventerà Metropoltheater, il quale sembra riecheggiare l'architettura dei teatri da operetta, con questo riferimento alla Francia del Secondo Impero. Ma vedete, il teatro di Berlino, il teatro Unter den Linden, ha eliminato i palchi, ci sono grandi balconate per il pubblico, non c'è più distinzione tra palchi e loggione, c'è uno spazio enorme dedicato ai foyer e questa è un'immagine complessiva, vedete, una grande platea contornata da due grandi balconate. E questo sembra anticipare ciò che sarà fatto nel XX secolo. Si costruiranno teatri all'italiana con i palchi almeno fino agli anni 20 del Novecento, almeno per quanto ne so io, forse anche oltre. Dopo un periodo di pausa, diciamo così, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 del Novecento, si ricomincerà a costruire molti teatri d'opera, ma avranno un carattere molto diverso dal vecchio teatro all'italiana. Assomigliano di più a questo teatro. Ma si dice, io non ne sono completamente convinto, che l'unico teatro realizzato secondo il modello wagneriano sia il Palau della Musica di Barcellona. Oggi si chiama Palau della Musica Catalana, fanno solo musica catalana, non so cosa sia la musica catalana, non chiedetemelo, ci sono molte trombe, ho sentito una volta. Ecco, tra l'altro un'opera importante del cosiddetto modernismo catalano, quello a cui assegniamo anche l'opera di Gaudì, anzi Gaudì è considerato il più grande esponente del modernismo catalano. Vedete opere molto ricche, molto decorate, ci sono queste statue di grandi musicisti, no, si vede un tubo però, statue di grandi musicisti incorniciate dentro queste nicchie. Vedete, in effetti la pianta assomiglia un po', riecheggia il modello di teatro wagneriano. Sappiamo che c'era un progetto di teatro wagneriano a Bologna, che non è stato realizzato, ma non l'ho mai visto questo progetto, sarebbe interessante. Bologna era la capitale dei wagneriani in Italia, come sapete. Il Palau della Musica in realtà poi si rivelerà inadatto per realizzare opere liriche. Il Palau della Musica diventa un auditorium, diventa una Tonhalle, come direbbero i tedeschi, cioè si realizzano concerti. Ecco, la vedete, questa è un'immagine d'oggi, è stato molto restaurato, abbiamo una platea, grandi balconate. Quello che voglio dire, mostrandovi il Palau da Musica di Barcellona, è che alla fine, secondo questa nuova versione del teatro all'italiana, dove le balconate hanno sostituito i palchi, tende a elidersi, tende ad annullarsi o almeno a sfumare quella netta differenza tra il teatro all'antica e il teatro come corte di palazzo che abbiamo visto all'inizio della nostra breve storia. Ma facciamo un salto, scusatemi, di una certa dimensione, arriviamo a quello che forse viene considerata il teatro dell'opera più noto del dopoguerra, la Opera House di Sydney, che diventa tra l'altro il simbolo, il landmark della città, no? Sydney è rappresentata al suo teatro dell'opera. Queste grandi vele che Jorn Utzon realizza, disegna tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, non ha nessuna relazione con l'organizzazione dello spazio, è puro orpello, è fatto per dare un segno forte ad un edificio che forse non l'aveva. Ecco, vedete, guardate, non so se riuscite a vedere la sezione del teatro e poi queste grandi vele che prendono luce, ma come voi sapete il teatro non ha bisogno di luce naturale, anzi meno ce n'è meglio è per lo spettacolo. E vediamo l'immagine in basso, in realtà è una lunga gradinata, non si vede niente, una gradinata con delle balconate che sembrano quasi essere in continuità con la gradinata, però qua vengono disegnati in realtà due teatri, uno è un teatro d'opera, uno è un auditorium, uno è per i soli concerti, solo ascoltare, uno è per ascoltare e vedere. Distinzione che tenderà ad essere annullata. Questa è la parte di auditorium, uno dei due spazi destinati all'auditorium, forse il più noto, il più conosciuto. Ma quasi negli stessi anni Hans Scharoun, un grande architetto tedesco, disegna la Berliner Philharmoniker, cioè la sede dei Berliner Philharmoniker. È un edificio, anche questo
non più perno dell'organizzazione urbana, sono degli oggetti autoreferenziali, per usare un termine alla moda, sono sculture posate nel nulla, sia l'Opera House di Sydney sia la Berliner Filarmonica di Berlino. E Scharoun, vedete, realizza questa serie di platee balconate tutto attorno allo spazio destinato all'orchestra. Ma qui non c'è opera, questo è un teatro concepito soltanto per l'ascolto, quasi finito. E la Deutsche Oper di Berlino, l'ultima, perché nel frattempo l'Unter den Linden è diventato l'opera comica, ha cambiato varie destinazioni, ma oggi credo che sia la sede dell'opera comica tedesca, quindi il problema di costruire un nuovo teatro dell'opera nel dopoguerra, siamo più o meno negli stessi anni della Berliner Filarmonica, vedete una grande gradinata, una grande cavea, un po' alla greca, con una serie di palchetti gradonate poste ai lati. Ma anche di recente, vedete il Teatro Arcimboldi di Milano, voi sapete che la Scala è stata profondamente rinnovata, quindi per 4-5 anni non è stato possibile produrre opere ed è stato creato questo teatro che all'inizio doveva essere provvisorio, poi è diventato definitivo nella zona nord di Milano, nell'area dell'ex stabilimento Pirelli. Anche qui vedete siamo davanti ad un teatro realizzato con una grande cavea e una serie di grandi balconate. Come vedete già da questa immagine, però non si tratta di un teatro d'opera in senso stretto, qua si fa di tutto. Qua si fanno recital solitari, si fanno opere teatrali, si fanno in qualche caso, ma molto più raramente, anche opere liriche. Ed è un po' il destino di quest'ultima generazione di teatri. Come vi dicevo all'inizio, sono in realtà sale polifunzionali dove è possibile realizzare più generi e non soltanto l'opera. O l'Opéra Bastille, di cui vi parlavo all'inizio, questa sorta di doppione dell'opera che abbiamo visto all'inizio, anche qui una grande platea e una serie di balconate. Questo poi mi pare che assomigli molto ad un cinema, se pensate ad una sola galleria e non a due, sembra in tutto e per tutto un vero e proprio cinema. Ci sono anche delle balconate laterali però, non so se, che però hanno poco significato nella fruizione dello spettacolo. Bene, ho finito, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato.